C'era una volta in una piccola scuola di un piccolo paese dell'entroterra siciliano un giovane maestro elementare. Pochi allora avrebbero immaginato che un giorno quel maestro timido sarebbe diventato uno dei massimi scrittori italiani del secolo. Forse avrete già capito che stiamo parlando di Leonardo Sciascia e di Racalmuto. Giancarlo Macaluso, anche attraverso particolari inediti e raccontati da quelli che furono i suoi alunni, ci racconta appunto la storia di Leonardo Sciascia, maestro elementare a Racalmuto. Nell'ottobre del 1949, un minuto e giovane maestro elementare faceva il suo primo ingresso in un'aula scolastica. Era la quarta C per l'esattezza. Allora le scuole elementari di Racalmuto avevano distaccamento anche in via Francesco Pini numero 7, a 2 passi dall'abitazione di quell'insegnante che risponde al nome di Leonardo Sciascia. Entrò in quello stanzone freddo, che voleva essere un'accogliente aula, con timore e disagio, e gli alunni dovettero sicuramente meravigliarsi di quel ragazzo tanto diverso dai soliti burberi e bruschi maestri. Comincia così l'esperienza scolastica di Leonardo Sciascia, in una scuola che, come egli stesso ebbe modo di dire, ha bisogno di molti anni ancora prima di diventare veramente scuola. Ma Sciascia, il maestro Sciascia, non aveva vocazione all'insegnamento. Lui, poco portato al dialogo e alla comunicazione, non appena ebbe l'opportunità di scegliere altra occupazione, lo fece di buon grado. Perché nasconderlo? Se ho scelto di fare il maestro, ha confessato in un'intervista a Marcel Padovani, oltre a evidenti motivi economici, è stato anche per il piacere o il gusto di restare al paese. Non avevo una particolare vocazione all'insegnamento e quando ho dovuto scegliere tra fare il maestro o l'impiegato all'ufficio dell'ammasso del grano, ho optato per quest'ultimo, cosa che rivela i limiti precisi della mia vocazione. Ma anche se Sciascia, in fatto di vocazione all'insegnamento, presentava forti deficienze, i suoi alunni lo ricordano con grande affetto e lo definiscono maestro che riusciva a destare l'attenzione per le lezioni che faticosamente, tra i crampi della fame e le stilettate del freddo, dovevano imparare. Ma Sciascia, oltre che maestro, aveva, questa volta fortissima e irrefrenabile, vocazione alla scrittura. E proprio quelle aule, quei ragazzi così liberi e vivi, costituirono il suo osservatorio letterario da cui, dopo poco tempo, scaturirono le famose cronache scolastiche, nucleo originario del suo primo romanzo, Le parrocchie di Regalpetra. E proprio alle cronache si è ispirata la professoressa Pina Petrotto per mettere in scena quegli anni in cui il maestro Sciascia, faticosamente e con 1000 difficoltà di ordine umano, svolgeva la sua attività di educatore. Una scena semplice, recitata con spontaneità e passione dagli alunni della scuola media Pietro d'Asaro di Racalmuto. Un giovane alunno interpreta il giovane Sciascia che si dibatte tra il dovere di insegnante e la compassione che prova verso quei ragazzi che muoiono dal freddo, dalla fame e che sono anche costretti a lavorare assieme ai padri alla fine della giornata scolastica. Campanella! Caso il mio prossimo bebè si va a vedere manca! Ma cosa sta scrivendo, Campanella? Vai, dai! Tu vieni giù, dai! Buono amici! Avete insieme amici, tu sei un luogo, ma lasci la giacca! Basta ragazzi, scrivete! Prossimo! Scrivete ragazzi!
che inizio la mia opera insegnante. Avanti. Sta benedica. Buongiorno. Professore, ma figli non vuole venire alla scuola perché non avete sillabario. Se ce lo donano è bene. Se no, va a ci piegare con sopra. Signora, se sarà possibile. Ma raccomando così, va. Come me ne vai, va. Buongiorno. Presto leggi? Sì, dai, vieni qua. Vediamo dopo. Leggi Dai, leggi. Staio a Santa Nicola. Santa Nicolesi, tu lo dicevo io. Vieni in casa se vediamo. Ma è meglio che già. Sì, quindi sempre in centro il vuoto. Ascolta a leggere. Ave. 3. Ave 3 anni che mi batte allo sbelgio. Si dice belgio, corretto. Ganucci, la scrittura è della fruminatura. Dai, continua a leggere, campanella. Zitto, procurare. Vieni a Natale e mi porta lo cioccolato. Tutto muffuto. Tu scrivi ancora? Stai bene preso lo smagalotto. Inizia a leggere. Vieni qua, dai. Chiudi la mano, Luigi. Quando non faccio le sputare la faccia di Marina, vale, fai vedere. Dai, vieni. Tu. Ragazzi! Toma così non vuoi toccare. Perché? Toma così. Seduti. Basta! Dai, leggi! Vuoi scattare la lavandera? E mamma fa la lavandera. La lavandera e si passa il anno con tutti. Lavamo! Lavamo capello e chiusiamo. Basta ragazzi! Un nemmeno, mamma c'è che si parla qua. E tutto è dito, ma ammazziamo quando me dà. Perché? E caposia! I giorni passavano monotoni, in quell'inverno lungo e nevoso. Anche per quei ragazzi degli anni 50 era giunto il Natale. Ma era un Natale ben diverso dal nostro, fatto di molte miserie e di piccole gioie. Con questa scenetta i ragazzi della scuola media hanno voluto ricordarci le condizioni in cui erano costretti a vivere i loro coetanei e compagni di 40 anni fa. La rappresentazione, insomma, di una situazione scolastica precaria e impossibilitata a svolgere degnamente la sua funzione educatrice. Sciascia stesso, infatti, in quella parte del registro scolastico dedicato alle cronache di vita della scuola e che sono state pubblicate in occasione dell'anniversario della sua morte dal Corriere della Sera, dal Giornale di Sicilia e da Malgrado Tutto, annotava amaramente: educare ed istruire è indubbiamente compito più facile in una società non così economicamente minorata. Perciò, prima difficoltà, quella di impartire un'educazione civile. I precetti morali istintivamente ed automaticamente trovano l'adesione del ragazzo, ma le norme civili stentano ad apprenderli. Lo Stato, le sue leggi, i diritti della maggioranza e della minoranza sembrano cose lontane e inafferrabili. E i ragazzi, allupati di fame, a tutto pensavano, soprattutto a riempire la pancia, fuorché a prestare attenzione alle lezioni di letteratura e matematica. Il 10 di questo mese, scrive Sciascia, siamo nel 1949, ha avuto inizio la refezione scolastica. Soltanto 10 potranno essere assistiti nella mia classe, ma tutti vogliono andarci e a parità di condizioni stabilisco dei turni. La voglia dei ragazzi, di tutti i ragazzi, di andare a fruire della refezione eloquentemente mi dice delle loro condizioni economiche. Ancora continua il disagio mio e degli alunni per il sussidiario di cui 10 alunni sono sprovvisti. Assolutamente mi dicono di non essere in condizioni di acquistarlo. Costa 950 lire, vale a dire 2 giornate di lavoro di un operaio padre di famiglia. E così continua a dettare le lezioni.
Ecco come si era costretti a tenere lezione negli anni 50, tra difficoltà di ordine umano prima ancora che tecniche, miseria, sporcizia e fame, e poi la constatazione amara, infelice del maestro che vede i suoi alunni migliori abbandonare la scuola per questioni economiche. Alcuni alunni cominciano la preparazione presso insegnanti privati per gli esami di ammissione alla scuola media. Con sincero rincrescimento debbo notare che non sono generalmente migliori. Qualcuno mi appare anzi naturalmente negato al proseguimento degli studi, ma il difetto della nostra scuola sta appunto in questo, che i peggiori studiano e purtroppo né buonsenso né bocciature li fermano. C'è un paese vicino a noi il cui centro storico è costruito praticamente per intero su delle grotte. Sono cavità naturali che a lungo sono state abitate e che ancora oggi in parte vengono utilizzate. Quel paese è Grotte. Egidio Terrana ha pensato così di mostrarci queste grotte da cui il paese oltretutto ha preso il suo nome e di spiegarci anche perché il centro storico di Grotte sembra ormai destinato ad un irreversibile degrado. Case grigie che si ammucchiavano a scivolo sul fianco di una collina, tetti di ortiche e di muschio, e donne vestite di nero affacciate alle porte, e bambini dagli occhi attoniti e affamati. Il ministro Sant'Angelo, battendo dolcemente un dito sulla spalla di Ferdinando, gli disse che erano giunti alle grotte. Il re osservò sorridendo che nelle grotte ci stavano i lupi e che quindi era meglio tirare avanti. Così Grotte, nei documenti del tempo chiamato Le Grotte, scrive Leonardo Sciascia nel Mare colore del vino con sottile e garbata ironia, non ebbe l'onore di ricevere re Ferdinando. La cosa comunque lasciò del tutto indifferenti i grottesi, anche perché Sua Maestà, pensando seppur scherzosamente ai lupi, aveva preso un grosso abbaglio, non immaginando minimamente quale grosso patrimonio di storia custodivano e custodiscono ancora oggi le grotte di Grotte. Il nome del paese trae origine proprio dai numerosi ingrottati che caratterizzano il sottosuolo della gran parte del territorio abitato. Grotte che si trovano sulle tracce degli sbalzi della roccia, scavate per la maggior parte dei casi in terreni gessoso-solfiferi, nelle quali per molto tempo la gente abitò e sulle quali, successivamente, venne costruita la maggior parte delle case che costituiscono oggi il centro storico del paese. Ma a quando risalgono i primi insediamenti? La datazione non è facile, sia perché all'interno delle grotte non esiste alcun elemento che ne possa definire l'identificazione, sia perché nel tempo molte di esse sono state ritoccate e adattate a misura d'uomo. È storicamente provato comunque che questo tipo di insediamento esisteva già in età romana bizantina, ma c'è addirittura chi sostiene, come Vittorio Giustolisi, che vi sono tracce di insediamenti umani nelle grotte di Grotte addirittura nell'età del rame e del bronzo. Oggi molte di queste grotte purtroppo non sono più facilmente rilevabili nella loro complessità distributiva, in quanto nel tempo le varie appropriazioni ne hanno modificato la composizione originaria. Ciononostante, comunque, in un accurato e pregevole studio, l'architetto Calogero Baldo è riuscito a rilevarne ben 280, indicandone le caratteristiche e la tipologia. Questa planimetria mette in evidenza le grotte situate appunto dove sono prossime le curve di livello. Sono state rilevate 280 grotte nel 1978, data in cui abbiamo dato vita a questo studio, e appunto si è potuto notare, come si evidenzia nella planimetria, se ci avviciniamo, che le grotte sono prossime a dove esiste appunto lo sbalzo, la curva, la differenza di livello. E le tipologie presenti tra le grotte sono date da quelle 4 tipologie che vediamo dall'altro lato dell'elaborato. Una prima tipologia data da un vano unico
da un grande vano unico e un pilone centrale e con una lavorazione del tetto a volta e un vano piccolo accostato, e noi vediamo verso destra della planimetria, che serviva esclusivamente al ricovero degli animali, in quanto si accedeva tramite un cunicolo alto 1 metro. Poi abbiamo anche la presenza di ingrottati abbastanza piccoli, come vediamo nell'ultima tipologia, proprio degli ingrottati piccolissimi che servivano come deposito attrezzi e mezzi per l'agricoltura, e poi ancora altre tipologie ad unico vano, a più vani, sino in alcuni casi avere un grande vano centrale con 6, 7, 8 vani laterali. Nel tempo le grotte hanno conosciuto molti usi. Nel periodo romano pare che siano servite come rifugio stagionale per i pastori e come silos per la conservazione del grano. Nel periodo post-arabo, invece, all'inizio del feudo, sono servite per il ricovero di animali, per l'installazione di palmenti e frantoi, per depositi di attrezzi da lavoro. Più avanti vengono trasformate addirittura in pianterreni abitabili, fino a quando, e siamo già nel 1600 inoltrato, la gente non comincia a costruire su di esse le prime case e le grotte vengono così man mano ampliate, ristrutturate e inglobate nei nuovi manufatti. Qui siamo in Vicolo Architetto, in pieno centro storico, nel cuore del quartiere di San Rocco, nella parte alta del paese. Entriamo, con l'architetto Baldo, in una delle tante grotte di cui questo quartiere è ricco, grotte sulle quali poggia la maggior parte delle case che vedete. Sì, in effetti ci troviamo all'interno di una grotta nella quale si può notare qual è stato l'uso che si è fatto della grotta nel tempo. E noi vediamo che dalla roccia nuda si passa all'intonaco, cioè all'utilizzo che si è fatto successivamente. E poi vediamo ancora dall'altro lato, se magari avviciniamo la telecamera, possiamo notare che siamo in presenza di conci di tufo e di cemento armato, cioè dimostrare l'uso che se ne fa attualmente della grotta e che se ne è fatto nel tempo. È da notare che sino al 1945 le grotte erano abitate, se ne faceva un utilizzo continuo, un utilizzo completo. Adibite non a magazzino ma proprio ad abitazione? Perché il tessuto urbano di grotte è caratterizzato dalle grotte. Noi vediamo che ci troviamo davanti a un centro storico che a primo acchito potrebbe identificarsi come medievale, ma in effetti grotte è un paese di fondazione. Significa che le case sono state costruite sulle grotte, le quali hanno condizionato tutta la viabilità e tutto il tessuto. Per questo groviglio di case che si accavallano una all'altro e che danno appunto il senso e magari al non conoscitore la possibilità di intendere questo centro come medievale quando in effetti non lo è. In molte grotte purtroppo non siamo potuti entrare perché, come documentano le immagini, a sbarrarne l'ingresso abbiamo trovato delle porte chiuse. Non c'era nessuno, i proprietari sono all'estero. Immagini queste che ricorrono con una certa frequenza anche in altri quartieri della parte alta del paese e che ci offrono una chiara dimensione dello stato di degrado in cui oggi purtroppo versa il centro storico di Grotte, abbandonato a se stesso a beneficio di aree esterne prive del ben minimo congegno urbanistico. Un centro storico che, nonostante tutto, comunque, conserva ancora intatto, a nostro avviso, il fascino del suo tessuto urbano, fortemente influenzato, come abbiamo visto, dalla presenza delle grotte, e il fascino della sua architettura povera e spontanea, della quale sono una viva testimonianza i tanti vicoletti e cortili, le ripide gradinate, la tipologia a patio, le case gessose, le scalette a volta. Il degrado purtroppo è il frutto di una politica dissennata che non ha minimamente tenuto in considerazione il patrimonio di memorie, di affetti, di storia che caratterizza questi posti. Ma volendo si è ancora in tempo per fare qualcosa, per salvaguardare questo patrimonio. E a nostro avviso ne vale proprio la pena, se non si vuole che restino soltanto i gatti come unici e ultimi custodi di una memoria storica che va lentamente disperdendosi.